Pesante sconfitta del Mantova, battuto 4-0 dalla San Bonifacese, 1-2 dei veronesi nei primi 10 minuti, poi Mantova inconcludente e nell'ultimo quarto d'ora altri 2 gol completano la disfatta. Buonasera e benvenuti a Mantova Notizie. Apriamo questa edizione domenicale del nostro notiziario ovviamente con lo sport. Pesante sconfitta per il Mantova che perde per 4-0 sul campo di San Bonifacio. Contro il fanalino di coda della classifica, giornata nera per i biancorossi, apparsi scarichi e mai in partita. Sentiamo Nicola Antonietti. L'immagine di Beccaria che, approfittando di una clamorosa distrazione della difesa, deposita in rete il pallone del 4-0 è la fotografia perfetta del terribile pomeriggio vissuto dai biancorossi. No, caro Mantova, così proprio non va. La partita che doveva servire per imprimere la svolta alla stagione si è tramutata in una disfatta colossale nel punteggio, ma soprattutto nel gioco. La San Bonifacese arrivava al match col Mantova con 0 punti in 3 partite e un solo gol segnato, ma nei primi minuti nessuno se ne accorge. Anzi, dopo appena 120 secondi l'arbitro lascia correre su un dubbio contatto in area tra Fonte e Zanetti e 2 minuti dopo è Brighenti, già giustiziere in Coppa Italia, a piazzare all'incrocio dei pali una punizione nata da una fatale disattenzione di Manu Spinale. Una vera doccia gelata che però non scuote il Mantova e dal decimo i rossoblù veronesi sono già sul 2-0. Autentica prodezza da fuori area dell'ex biancorosso Alberto Creati e palla nel sacco. Una mazzata che potrebbe stendere chiunque e difatti il Mantova non si riprende. Ci prova Del Sante al 16esimo, ma la sua azione personale termina con un tiro sul fondo. Mister Graziani toglie Albanese e inserisce Vignali, ma la musica non cambia e solo allo scadere della prima frazione è ancora Del Sante a provarci, ma senza esito. Nella ripresa Graziani toglie Burato e Girelli inserendo Pettarini e Noman, creando un Mantova a trazione anteriore, ma eccetto un colpo di testa al 20esimo di Del Sante che sorvola la traversa, l'encefalogramma del Mantova rimane ancora piatto e con una squadra così sfilacciata per la San Bonifacese è un gioco da ragazzi dilagare. Al 30esimo Bersi salva sulla linea un colpo di testa di Daldegan e sul proseguio Montagnani a pescare il jolly con un tiro che gela Bellodi. Al 90esimo Beccaria completa l'opera. Di solito in casi di questo genere si dice che occorre dimenticare la sconfitta al più presto. Ricordiamola a lungo invece questa sconfitta, sperando che non si ripeta più.